Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Apriamo con un incidente mortale verificatosi ad Acireale in provincia di Catania, esattamente sulla strada statale 114 intorno all'1:30 di notte. Una Peugeot 206 si sarebbe scontrata contro un furgone Kangoo, schianto fatale per una ragazza di 18 anni conducente dell'auto. Nell'ambito dell'operazione Capodanno Sicuro, i finanzieri di Palermo hanno sequestrato circa 1,2 milioni di fuochi d'artificio per un peso complessivo pari a quasi 3 tonnellate. Fermata anche un'auto che conteneva 152 kg di artifizi pirotecnici. Furto all'ospedale civico di Palermo con i malviventi che hanno fatto irruzione nei locali della mensa, passando al setaccio ogni angolo e fuggendo con generi alimentari ed elettrodomestici. I ladri si sono impossessati di un bottino di circa 100 euro. Il questore di Reggio Calabria ha disposto 6 DASPO nei confronti di 4 tifosi del Trapani e 2 verso i sostenitori dell'ex Reggina. Alcuni tifosi avrebbero aggredito un autista e il segretario generale di una delle 2 squadre. È stato imbrattato il murale dedicato a Falcone e Borsellino a Rocca Palumba, in provincia di Palermo. Disegnato una svastica, simboli esoterici e un punto nero sulla fronte come il foro di un proiettile. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle 19:30.